Le assemblee dei soci di Padova All SpA e Interporto Padova hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione delle due realtà. Nessun colpo di scena, quindi la strada ormai è tracciata. Ora, dopo un periodo di 60 giorni, nascerà la nuova società. Oggi è una giornata importante, abbiamo approvato stamattina la fusione per incorporazione in assemblea straordinaria di Padova All all'interno di Interporto Padova, processo che comunque continuerà fino a settembre, noi pensiamo si concluderà verso fine settembre, e poi nelle ore successive abbiamo finalizzato il closing della cessione del 70% della nuova società che gestirà il terminal intermodale di Padova al consorzio di imprese PSA e Logtainer che avevano vinto la gara alla fine dell'anno scorso. Una nuova società in cui Interporto è socio di minoranza che punterà ad aprire verso altre rotte gli scambi del nodo padovano. Padova è sempre stata centrale, ma ovviamente a noi piacerebbe ora dare uno sviluppo ulteriore anche verso i mercati del Sud Europa, che già in fase di gara il nostro piano industriale prevedeva la continuità di tutti i lavoratori, dunque noi sicuramente questo è il punto di partenza, poi noi speriamo di avere ulteriori opportunità, ma sicuramente è garantito a tutti il posto di lavoro, come era tra l'altro stato promesso in fase di gara.